Per l'Italia e per Venezia, dalla fine del 1400 sino alla prima metà del 1500 è un periodo di relativa pace, di flori di commerci e di sviluppo di arti manifatturiere legate al lusso, quali la tessitura della seta e della lana, il ricamo, la realizzazione di pizzi che lentamente porteranno allo sviluppo di motivi decorativi che renderanno riconoscibile lo stile e la provenienza dei manufatti nostrani. La donna veneziana dell'ultimo quarto del XV secolo indossava, sopra un'ampia camicia, una veste detta camora, con scollatura a barchetta da spalla a spalla, aderente nella parte alta del busto e poco sotto il seno si dipartiva una ricca gonna caratterizzata da una fitta plissettatura. Le maniche attillate potevano presentare o fenestrelle o essere composte da due elementi, uno che ricopriva l'avambraccio ed uno l'omero, legati l'un l'altro al girospalla scivolato e al gomito con laccetti dorati e colorati, gli agugelli. Dalle aperture delle maniche uscivano gli sbuffi della camicia, che in questo modo creava una sorta di fiore che arricchiva ulteriormente la parte alta del corpo. Sulle maniche, elemento sempre a vista dell'abito, così come l'ampia scollatura, venivano fissate per decorazione pietre dure e perle di vetro, elementi che denunciavano la grande ricchezza della proprietaria. Completava l'abbigliamento un rocchetto, in sottilissimo lino bianco, era una sorta di traversa circolare, aperta su due fianchi, più corta della veste su cui veniva indossata. All'aperto in inverno sulla veste si indossava una sopravveste, la guarnacca, aderente anch'essa nella parte alta del busto, con il punto vita poco sotto il seno. Senza maniche, presentava spalline ricamate e rimaneva aperta nella parte alta del busto, per permettere di intravedere la ricca pettorina della sottostante veste. Chiusa al punto vita o da laccetti intrecciati o da una cintura, era corta sul davanti per permettere di vedere il rocchetto e in trasparenza la ricca gonna della veste. Solitamente presentava un lungo strascico a timone. Le acconciature veneziane erano profondamente diverse da quelle che caratterizzavano le dame del resto d'Europa. Mentre queste ultime usavano depilare la parte alta della fronte, dividendo i lunghi capelli in due ciocche che con trecce e perle venivano acconciate sino a divenire veri e propri gioielli, come magnificamente descritto nel ritratto di Battista Sforza Montefeltro, a Venezia l'attaccatura viene tenuta nella sua posizione naturale e i lunghissimi capelli venivano raccolti in un unico chignon sulla sommità del capo, originando la tipica acconciatura a fungo. Alla base dello chignon, per fissarlo, correva una treccia impreziosita da perle sino a creare una sorta di diadema, e tutto il viso, sino alle orecchie, era incorniciato da piccoli ricci artificialmente ottenuti e industriosamente fissati. Queste acconciature raggiunsero altezze tali e costi talmente alti da essere vietate dal Senato, anche se il fatto che continuino ad essere rappresentate e descritte significa che tale proibizione non fu seguita dalle dame veneziane. Come ugualmente non si seguirono le interdizioni all'uso dei calcagnetti, gli alti zoccoli che venivano usati in occasioni pubbliche dalle donne veneziane. Era infatti considerato particolarmente sensuale l'andatura traballante cui obbligavano questi zoccoli, che raggiungevano apici di 50 cm, ma abbastanza comunemente raggiungevano i 30. Per potersi muovere con sicurezza, inoltre, le dame dovevano essere accompagnate da almeno 2 ancelle cui poggiarsi, dimostrando in questo modo anche una grandissima disponibilità economica. Nonostante dunque fossero regolarmente proibiti, di fatto, nelle ricche occasioni pubbliche, nelle quali Venezia doveva dare sfoggio di ricchezza e potenza, alte e ricche acconciature a fungo e calcagnetti erano non solo ammessi, ma incoraggiati, sino alla prima metà del 1600. L'abbigliamento veneziano maschile della fine del 1400 era improntato su un concetto di praticità. Agli ampi mantelli, ricche gabardine con lunghi gonnelloni, si preferiva un vestiario che concedesse maggiore libertà di movimento, necessità forse dettata dalle particolari condizioni di vita in città e poi sposate per motivi estetici. L'abbondante camicia, chiusa sul davanti, si intravedeva attraverso il corto farsetto, che allacciato anteriormente con laccetti di diversi materiali dal cuoio alla seta, metteva in evidenza la forma triangolare del corpo virile. Come nelle donne, le maniche sono molto aderenti e divise in 2 pezzi, uno che ricopre l'avambraccio e l'altro l'omero, fissati fra di loro e al girospalla del farsetto tramite laccetti policromi, gli agugelli, in sete d'oro con capicorda sempre in oro. Al farsetto o zippon si fissavano le calzabrache. Più o meno alte sulla schiena, queste potevano lasciare intravedere la sottostante camicia. Sul davanti erano caratterizzate da una braghetta, che poteva essere facilmente aperta grazie a dei lacci.
Sotto le calzabrache, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, si indossavano delle mutande che potevano essere anche di dimensioni molto ridotte e di diversi materiali, ma vengono sempre citate nei corredi e nei lasciti testamentari, per cui dovevano essere molto diffuse. Le calzabrache potevano essere solate e quindi non era necessario l'uso di scarpe, oppure semplici, ed in questo caso si utilizzavano con stretti scarpini leggermente a punta, diversi da quelli proposti dalla moda imperante germanica, larghi a becco d'anatra, o quelli a punta lunghissima ancora utilizzati dai francesi. Sopra il farsetto poteva essere indossato un mantello con maniche, la cappa. Fermata in vita con una cintura in pelle, veniva lasciata aperta originando uno scollo a V, quasi come la sopravveste nell'abbigliamento femminile, ciò per non coprire i preziosi strati di abiti sottostanti. Per lo stesso motivo, le maniche venivano appositamente arrotolate, permettendo così di mostrare la fastosa manica del farsetto e la camicia dal gomito in giù. Il velluto soprarriccio verde con cui è realizzato il farsetto rappresenta una tipologia di lavorazione nella quale Venezia eccelleva, anche se solo più tardi svilupperà dei motivi riconoscibili e non mutuati dalla tradizione o nordica o orientale. Questo tessuto, dalla fine del 1400 sino a tutto il 1800, sarà considerato prezioso sia per la difficoltà esecutiva che per la delicatezza. Il fustagno, tessuto meno prezioso con cui si è realizzata la cappa, si utilizzava per quei capi di abbigliamento più esposti all'usura. Sullo sfondo, vicino alla portantina, possiamo vedere due servitori. Questi, vestiti in maniera più semplice, indossano le sole calzabraghe solate, una ricca camicia e sopra una corta gabardina senza maniche in fustagno, foderata anch'essa di pelliccia che fuoriesce dalle cuciture. Fermata al punto vita con una cintura in pelle, elemento questo che le accomuna al signore cui erano a servizio. Questo abbigliamento era caratteristico dei giovani, gli zazzeroni, come venivano definiti per i lunghi capelli. Gli uomini più anziani continuavano a vestire ancora lunghe tuniche foderate in pelliccia in inverno, fermate in vita da cinture in pelle. Alla cintura venivano fissate delle piccole bisacce, le tasche, che contenevano i denari per l'elemosina, facili da rubare e per questo spesso indossate per sola decorazione. I copricapo potevano avere le fogge più disparate, ma tratto distintivo rispetto a quelli medievali è che le proporzioni rimpiccioliscono, lasciando solitamente luogo a piccoli tamburelli in velluto o panno di lana, da cui fuoriuscivano i lunghi capelli sciolti.